Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale. Dottor Nomi, il segretario, prego. Sì, Giusto Alessandro, voto commisso Giovanni, Marchesano Rocco, Barbara Riccardo, Bortolossi, Filippo, Manfrani Lorenza, Massiero Listo, Massimo Andrea, Capiotto Giacomo, Miolo Carlo, Conte Rosanna, Anselmo Luca, Ferraro Elisa, Lorenzo Catiusci. Grazie segretario. Nomino gli scrutatori delle persone della signora Lorenzo Catiuscia e San Lorenza e il signor Capiotto Giacomo. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze. Ci sono interpellanze? Consigliere Antelmo. Grazie Presidente. Interpellanza urgente il glifosato. Si legge in alcuni siti che il glifosato è il diserbante più utilizzato al mondo, impiegato in agricoltura, nel giardinaggio e per la manutenzione del rettore. Da giorni si aspettava la notizia dell'Unione Europea in merito all'eliminazione di questo diserbante o se continuare a permettere l'utilizzo, nonostante ciò l'Italia si è espressa contraria alla proposta di rinnovo dell'autorizzazione della medicina. Gli altri paesi dell'Unione Europea hanno votato a favore del rinnovo del glifosato per 5 anni. Entro il 31 dicembre 2017 si doveva decidere se prorogare per 10 anni l'autorizzazione del suo uso. In Italia però si è applicato il principio di precauzione, a quanto pare, ovvero l'utilizzo è consentito con molta moderazione. Ed ancora si legge nel 2015, sono tutte parti che io ho copiato, non lo dico perché lo ometto dai siti. Nel 2015 però l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che fa parte dell'OMS, ha introdotto il glifosato nella lista delle sostanze potenzialmente cancerogene. Contrariamente però l'EFSA ha invece pubblicato una valutazione sul glifosato nella quale afferma che in contrasto con la conclusione dell'IA, della ricerca sul cancro, il glifosato non sia genotossico, cioè non danneggi il DNA e non induce lo sviluppo di cancro per l'uomo. Ora, non essendo noi esperti ed anzi non volendoci annoverare tra quelli coloro che hanno preso una laurea su Google, stiamo a domandarvi, chiedendo risposta anche urgente, visto che c'è un allarme che è scoppiato, mi hanno telefonato in 3 oggi, anche sottostante, se avete le opzioni per darcelo, sulle pericolosità di questo diserbante che è stato spruzzato su qualche via di cavolo. Si domanda se non sia veramente pericoloso e se non si poteva utilizzare in tempi e modi diversi, senza allarmare le persone di turisti. Si domanda inoltre se quali altre vie, per quali ragioni non si siano adottati altri diserbanti, ovviamente discusso. Non so se riuscite a dare una risposta immediata a una domanda che pongo, perché io sono ignorante in materia e chiedo se voi date giudizi più rasserenanti. A me risulta che da un pezzo non utilizzano più questi glicosati come diserbanti, perché è un pezzo che era stato proibito, che è stato messo al bando. Quindi non ho notizie fresche perché non sapevo di questa sua interpellanza, ma mi risulta che da un pezzo non venga più usato. Infatti mentre prima avevamo tutte le vie belle pulite perché ne avevamo riservate all'inizio della stagione, adesso invece bisogna tirarlo via o a mano o con altri prodotti che non hanno la stessa efficacia del glifosato. Quindi eventualmente dopo ci informeremo su questo. Magari ci date notizie anche alla cittadinanza attraverso i media che conoscete, dicendo che magari non ci sono, perché sono apparsi, lo dico sul social, fotografie di cartelli con questo
caude che hanno vietato passare, perché io non sono stato aiutito, mi hanno chiamato e ho detto fai un'interpellanza, verifica il tuo, la faccio nera. Io so che sono stati adoperati dei riservanti ammessi per che hanno un tempo di interruzione di qualche ora e basta. Non certo. Quindi non si tratta di questo glifosato? No, non si tratta, per quanto ne sono a conoscenza. Grazie Presidente, ne sono più sereno. Ci sono altre interpellanze? Sì. Grazie Presidente. Oggetto dell'interrogazione parcheggi, abbonamenti, ancora disagi e difficoltà. Anche quest'anno abbiamo assistito a lunghe code alla varietura di cittadini e di imprenditori costretti a stare ore in coda per rinnovare l'abbonamento della striscia blu. Nel 2017 si poteva immaginare che fosse in qualche modo giustificare la trafila visto il cambio di gestore che ha comportato un rinnovo totale anche fisico dell'abbonamento. Quest'anno nuovamente ci siamo imbattuti nella stessa vicenda, evidentemente distribuire in un maggior tempo la fase di rinnovo non è stata sentita e accolta dal cittadino che preferisce spendere il più tardi possibile i 5 euro voluti. È così che passata la tolleranza dei 10 giorni, dopo aver fatto inutilmente la coda per ore senza aggiungere a nulla, qualche cittadino si è dovuto accollare nella spesa extra multa. I problemi organizzativi esisteranno sempre, nessuno dice che tutto dovrebbe filare sempre liscio. Abbiamo fatto anche noi esperienza del fatto che talvolta le cose si complicano. E tuttavia, lasciateci pur dire che nel 2018 esistono forme organizzative, gestionali, che vanno ben oltre la carta e la penna. Si ammetta che le cose non sono andate benissimo e si chieda scusa a tutti quei cittadini che hanno vissuto disagi e maggiori costi a causa di quella che secondo noi è stata sostanzialmente una carenza organizzativa. Nel 2019 auspichiamo che si possa migliorare e che i cittadini non siano puniti giustamente per causa che non sono loro. Grazie. Ci sono altre interpellanze? L'ultima. Interrogazione sui parcheggi custoditi e l'aggravio cittadino. Permetteteci una riflessione che vi sottoponiamo sotto la veste di interrogazione. Il giorno 9 maggio 2018 abbiamo ricevuto qualche segnalazione che ci ha fatto presente lo stato di degrado e di incuria in cui versano, alla data suscitata, i parcheggi custoditi destinati ai turisti. Contestualmente, camminando per il centro storico la mattina verso le 8:30, si trova spazzatura sparsa ovunque ancora da raccogliere dagli operatori. I gabbiani che si cibano degli avanzi dei bidoni, tattine, bottiglie distribuite su tutta l'area. Dall'accesso al parcheggio che doveva essere custodito dal 1 maggio, ma che non solo non lo era, l'ingresso era anche legato alla catena con un filo di ferro, prontamente sostituito dall'ufficio comunale competente con un più dignitoso moschettone, all'erba alta in cui versano lo stesso parcheggio ai servizi dei clienti degli alberghi, erba che sta crescendo anche su qualche angolo del centro storico, a proposito di riservanti. Dalle bottiglie di plastica abbandonata ai gabbiani che scorazzano per città cibandosi di immondizia, ci sembra che Calda stia vivendo un abbandono che noi non esitiamo a chiamare degrado. La riflessione allora cerca di giungere al termine chiedendo a codesta amministrazione come mai l'amministrazione, non sapendo dell'inizio della stagione, dovendo assegnare per tempo questo servizio, l'abbia affidato solo l'8 maggio. Come mai è stata suscitata e il turista si è costretto ad imbattersi con situazioni di degrado e incuria che certo non aiutano una bella immagine della città. Quali strategie si potrebbero adottare per migliorare questa situazione? Che credo sia sotto gli occhi di tutti. Quali servizi si dovrebbero aumentare per fare in modo che questi fatti non si ripetano più? Calda non è solo il centro storico, ma certamente è la migliore referenza che abbiamo. Trattiamola con cura. E allego al documento delle foto che abbiamo scattato in cui si evidenzia quello che abbiamo appena descritto. Grazie. Grazie. Ci sono altre interpellanze? Nessuno? Rispondiamo a un'interpellanza. L'assessore Barbaro, se vuole rispondere all'interpellanza, mi accade. Buonasera a tutti, grazie Presidente.
risposta per il merito di competenza. Abbiamo inviato la vostra interrogazione alla Direzione Generale dell'AS 4. La risposta è arrivata in data odierna via PEC, un protocollo 18411 del 22.05 del 2018 e ora è andata in lettura. A riscontro di quanto richiesto con l'interrogazione in oggetto si indicata, sentite nel metodo di strutture competenti dell'azienda, si relazione a quanto segue. Per quanto attiene alla scelta riorganizzativa espressa dall'azienda circa le modalità di gestione dell'assistenza medica del PPI di capo, si richiama quanto già ampiamente dedotto nel precedente nostro riferimento 43544-2017 che io do per legge sarà indirizzata direttamente a lei, Presidente. Per ciò che concerne invece l'esigenza di tutela della cittadinanza, ci si limita a rilevare che gli esiti del progetto di riorganizzazione condiviso col Comune ed approvato con deliberazione del direttore generale numero 414-2017 non ha evidenziato allo stato criticità di sorta. Invero, i medici di medicina generale che si rammenta allo stato non operano secondo il modello associativo della medicina di gruppo integrata, sono perfettamente integrati nella struttura distrettuale, in cui il servizio assistenziale reso viene condiviso negli spazi con la presenza di altri servizi, poliambulatorio ed ora anche ambulatorio infermieristico, costituendo per i cittadini un vantaggio prestazionale precedentemente non fruibile. Da ultimo non risulta presentare all'azienda una petizione con le firme. Resta a disposizione di ulteriori informazioni o chiarimenti si può ricordare la salute del direttore generale, dottor Carlo Ramezza. Per quanto concerne gli articoli apparsi sui giornali dove si chiede che la medicina di gruppo non funziona, tali affermazioni non corrispondono alla realtà di capo, dove nella sede subdistrettuale non è consolidata una medicina di gruppo, ma una presenza di alcuni medici di famiglia che garantiscono una serie di prestazioni sanitarie di base, strettamente integrati con altri servizi specialistici di prevenzione. Infatti, i medici di medicina generale comunque ricevono come sempre i propri pazienti nei loro ambulatori privati. Tutto questo vuole garantire la presa in carico nella sua globalità, soprattutto del paziente fragile, per dare una risposta integrata ai pazienti e in un'ottica futura di diminuire gli eccessi dei codici bianchi. Ulteriore problematica sembra peraltro emergere per la medicina di gruppo dai recenti pronunciamenti della Corte dei Conti, che la ritiene una spesa molto onerosa rispetto ai risultati attesi. Questo orientamento sembra anche apparire da alcune prese di posizione in ambito regionale per le nuove attivazioni. In riferimento alle raccolta firme del PPI e per ascoltare le richieste del comitato, il sindaco riceverà alcuni rappresentanti del comitato stesso il prossimo 29/05 del 2018. Grazie, Assessore Barbaro. Ci sono consigliere all'interno e altro. Grazie Presidente. Allora, la medicina di gruppo doveva essere per cause, almeno così era stato detto dal Consiglio Comunale del febbraio del 2017, ma non per volontà di quello che fu l'elettore del sindaco, ma per quello che erano le promesse della Regione, sostanzialmente, doveva essere il punto di alternativa al medico che sarebbe stato tolto. C'era stato promesso in una conferenza stampa di febbraio 2017 che la medicina di gruppo si sarebbe dovuta implementare entro fine marzo, aprile e quindi partire ufficialmente. Siccome è qui in sala ce lo può confermare, e coprire un debito del gap che noi abbiamo sempre vissuto. La ragione per cui noi siamo qui oggi non è fare una battaglia contro qualcuno, l'abbiamo sempre detto e lo ribadiamo anche stasera. La ragione per cui noi ci siamo mossi e per cui 2860 firme che il sindaco darà martedì 29 in sede del comitato sono una esigenza che i cittadini hanno chiesto, e cioè parte dal presupposto che Cave, essendo città periferica, al centro nodale, e comunque essendo a 30 km di distanza dal primo nosocomio utile,
urgenza, ha bisogno di essere, come dire, curata e tutelata in modo specifico. Noi chiediamo esattamente quello che ci sembra giusto chiedere, avere una sanità a portata di mano. La bellezza che è emersa negli ultimi periodi è che, come dire, noi riscontrato anche in alcune azioni che ha fatto l'ASL positive, per quelle di aver portato un pronto, un infermiere, un ambulatorio internistico a Carle per le cronicità, che noi riteniamo sia una cosa utile e intelligente per i cittadini di Carle. Bastava, secondo noi, doveva essere integrata, sempre in un accordo bilaterale fra ente e comune di Carle, con la soglia magari di qualche decina di migliaia di euro in più che magari Carle si poteva permettere, per accogliere un medico che fosse capace di accudire alla normale, alla quotidianità del cittadino di Carle. E noi non parliamo della quotidianità relativa al fatto che un infarto possa, come dire, l'infarto va curato come un infarto, cioè bisogna chiamare il 118 e sperare Dio che passi, il presto e che ce lo curi. Ma la piccola struttura, l'anziano che cade in bicicletta che ha bisogno di essere, come dire, curato, l'aspetto psicologico anche di una località come la nostra che deve essere costretta altrimenti a prendere la macchina, ok, o chiamare l'ambulanza per andare anche per una piccola contusione al punto soccorso. Senza contare poi le cose che siamo già detti mille volte, che qualora ci capitasse in punto soccorso e se venisse identificati con un codice, come dire, non urgente, oltre a stare ore o giustamente dare priorità altri, stare ore in punto soccorso, capiterebbe che il ritorno a casa per anziani, per persone, per soggetti fragili, che possono essere famiglie monoparentali piuttosto che situazioni di grado sociale, avrebbero fatica a ritornare a casa perché non avrebbero più autobus capaci di ritornare qui. Allora la domanda è: noi, Carle, ma non noi minoranza, noi Carle, noi maggioranza, noi comune, noi consiglio comunale, siamo in grado di dire abbiamo bisogno di un medico a Carle anche d'inverno perché il medico è un aiuto concreto alle esigenze della quotidianità? Siamo in grado di dire sì, questa è una domanda sostanziale che abbiamo posto a tutti i cittadini che si sono presentati ai gazebo. E tutti i cittadini, e molti di questi hanno firmato. Anzi, vi dirò di più. Molti di questi cittadini ci hanno detto: ma il medico non basta, il medico non basta. Ma noi non possiamo chiedere la luna. Il medico non basta, perché non basta? Perché è evidente che un anziano avrebbe facilità a farsi fare un raggio, dei raggi, avere una sutura, magari qui, e non dover andare a 30 km di distanza, è evidente questo. Però noi non possiamo, siamo consapevoli, viviamo in un mondo di questo tipo, siamo consapevoli del fatto che i servizi ci saranno, ce li vogliono togliere, ma noi li dobbiamo difendere e ottenere quello che riusciamo a ottenere. Ma in questo momento voi vi rendete conto che se un bambino si fa male a scuola, come è successo? Come è successo? Okay? E si è fatto un taglio giocando in giardino e si fa avere il sangue che perdeva un taglio in testa. La mamma disperata, senza il padre perché sono separati, senza auto, la scuola si lava le mani, si viene a prendere il tuo figlio, lei non sapeva dove andare, non sapeva cosa fare. Questo è un fatto che capita e che capiterà sempre. Ma perché? Ma non perché non siamo sfortunati, perché la vita è fatta così. Allora perché non ci dobbiamo tutelare? Il Consiglio Comunale perché non è capace di dire veramente, serenamente, noi lo desideriamo questa cosa, perché non è una battaglia della minoranza, non è una battaglia politica contro qualcuno, è una questione di logica, è una questione di ragione. E la ragione ci dice che questa cosa per noi è fondamentale a Carle, soprattutto nel periodo invernale. D'estate per fortuna siamo coperti e ringraziamo Dio, ci sono dei medici, c'è una struttura che lì che ci aiuta e ci può dare una mano. Ma se 3.000 cittadini ci hanno detto che hanno bisogno di questa cosa qua, ne teniamo conto o non ne teniamo conto? Avete per caso il dubbio che ci stiamo mettendo i numeri? Avete per caso questo dubbio? Sbagliate, sbagliereste che sarà così. Noi i numeri ce li abbiamo, sono certi, sono nomi, cognomi, siglati, e ce li abbiamo tutti. Non è questo il punto.
fossero anche 3.000, fossero 3.500, è un punto importante della società di Calle che ci chiede, e ci chiede a tutti noi, di dateci il medico, lottiamo per avere il medico, non per avere una cosa, la luna, non per avere il pronto soccorso con il primario ma per avere un medico capace di almeno preparare alle esigenze della quotidianità. Perché se capita un infarto, Dio ce ne scampi. Infarto, ragazzi, va trattato con il 118. Non vogliamo creare confusione e dire vai a curarti al pronto soccorso perché ti troverai la salvezza della tua vita. No, io è appunto il primo intervento, chiamavano pronto soccorso perché vogliamo dire che a tutte le persone che ancora, e qualcuno c'è, non sa che d'inverno non c'è il medico, e l'occasione questa è di dire ci eravamo insieme e facciamo questa battaglia unitamente, e l'abbiamo sempre detto, non abbiamo bisogno di portare avanti la battaglia me contro di te contro di me, tu me la stai facendo tu, allora io ti voto contro, però siccome la sta facendo la minoranza io non firmo la cosa, questa cosa per me non ha senso, io faccio un passo indietro subito, se mi garantite che qualcun altro di voi, della maggioranza e assieme al comitato, porterà avanti questa battaglia seriamente. Grazie consigliere Antelmo. Ci sono altri interventi? La signora Moretto ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo chiedere una precisazione all'assessore. In base a cosa si può dire che la medicina di gruppo a Caorle non sarà onerosa? Onerosa? Sì. In riferimento al comunicato stampa della Fonte dei Conti. Sì, risponde il signor Sindaco. Sì, buonasera a tutti, saluto il direttore generale dell'URSS che è presente tra di noi. Do un po' risposta ai vari quesiti, anche alla replica del consigliere Antelmo, ma un po' così a braccio come mi viene in mente, perché questo è stato un lungo percorso che va avanti da un po' di anni e ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo parlato in tante sedi per questo Consiglio Comunale, per noi della maggioranza anche nella Giunta Comunale, ma il consigliere Antelmo anche in occasione di vari incontri con l'azienda sanitaria, con il direttore generale, magari anche con la quinta commissione, magari con la Regione del Veneto, magari anche in altre tante occasioni. Faccio un passo indietro ma recente. Mi spiace che a distanza di molti mesi, da quando queste firme sono state raccolte, solo la scorsa settimana questo comitato spontaneo porta all'attenzione del sindaco questo contenuto. Io mi sarei aspettato che l'indomani della raccolta di queste 2.800-2.900 firme la prima persona ad essere informata di questa petizione, chiamiamola così, fosse proprio il sindaco, perché rappresenta se non altro la comunità, oltre che essere il capo dell'amministrazione, ma in quanto rappresentante della comunità, magari forse informarlo di una simile iniziativa sarebbe stata una cosa buona. Così non è stato, ma prendo atto che seppur con grave ritardo si arriva anche all'amministrazione locale, per cui di lì a poco ho dato subito la disponibilità a un appuntamento per il prossimo 29 maggio. Mi auguro che non succeda in questa occasione come successe, ricordo, nel primo mandato, quando vi fu un'iniziativa di alcuni consiglieri di minoranza, oggi non più presenti, che per contestare le scelte in materia di politica urbanistica nel piano di assetto del territorio del Comune di Caorle andarono a raccogliere sul territorio firme di persone ponendo il quesito non proprio in maniera corretta e soprattutto non raccogliendo firme di cittadini. Perché di fronte a quelle 1.000 firme, che allora mi riferisco alla questione di Vecchia e di possibile potenziale destinazione ricettivo all'aperto della località di Brussa, Valle Vecchia, quelle 1.000 firme che furono state raccolte si rivelò che circa 900 erano di cittadini di Catania, di Roma, del Canada, della Russia, dell'Ungheria, del Friuli, della Lombardia,
dell'Emilia Romagna, e meno incentivario era di cittadini del comune di Caorle.